Direttamente dal corso una pillolina. Carlo ieri ci ha detto che i nomi, cosa ci hai detto ieri? Non si ricordavano, stamattina ne ha ricordati? 20 circa. Tranne uno. E cosa è successo? Ha subito detto, ecco, si è focalizzato su quell'unico che non ha ricordato. Notate come è fatto l'essere umano? L'essere umano è fatto così. Ottiene dei grandi risultati. Solo ieri mi ha detto più di 3 non li ricorderò mai. Ne ha saputi 20, tranne uno. Anziché dire che bravo, da 3 sono arrivato a 19, cos'è che ha pensato? Simpaticamente, però mi hai servito l'assist, Carlo, perché noi purtroppo cosa facciamo? Ci focalizziamo sempre di più a ciò che ci manca, senza prestare attenzione a ciò che abbiamo fatto che prima non riuscivamo a fare. La cosa importante è usare quella nuova conoscenza, competenza, quelle nuove risorse che ci appartengono come ancora positiva, perché se faccio qualcosa che non pensavo di poter fare, cosa succede poi? La cosa bella? Che la prossima volta posso attingere, è un circolo virtuoso, bravo, posso attingere a quella cosa e dico, come quella volta ho fatto ciò che non pensavo essere possibile, forse anche altre cose che ritenevo essere fuori dalla mia portata sono in realtà possibili. Anziché pensare a una cosa, anziché pensare al fatto che spesso siamo molto più attenti a ciò che non funziona. Otteniamo 1000 cose, ce n'è una che manca, dove va il nostro focus? Quell'una che manca. Certo, per carità, voglio sempre migliorare, ma è anche la cultura in cui siamo immersi. È anche la cultura in cui siamo immersi. Dai sempre meglio, fai sempre... Ricordo che mia mamma mi ha detto alla mia laurea ti manca la lode. Un brodo, ti manca la lode. Cioè, capite il senso? E cos'è che mi ricordo di quel giorno? Mia mamma che mi dice ti manca la lode. Non che mi dice guarda ti sei hai finito l'esame l'anno prima, è già da 5 anni che fai corsi, no, ti manca la lode, ok, va bene, non ha detto con cattiveria, non lo fanno mai, però è proprio la nostra cultura, il focus va più a ciò che non va che a ciò che va, la metafora è un po' questa, no? Adesso siete già avvantaggiati, ma se vi chiedo cosa vedete qui, la maggior parte delle persone, se ve l'avessi chiesto così, cos'è che mi dice? La lavagna. Ho detto la maggior parte, sapevo che ce n'era un punto verde, la maggior parte dice. Quindi bene che hai memorizzato tutti i nomi, anche uno, perché da quello che hai detto ieri è già 20, no, più 25 tra gli allievi e tutto. 6 volte di più, 6, 12, 18, no, 6, 12, sì, 6 volte di più. Bene. Usalo come ancora positiva, impariamo questo, ok? Grazie.